Nella terza giornata di campionato di Serie D le siciliane si sono comportate discretamente. Il Licate travolge 3-0 l'imbattuto Biancavilla e insegue la testa della classifica dove emergono Acireale e Palermo. La Cireale, grazie a un gol di Diop, viola il campo da Castrovillari e prosegue a punteggio pieno la sua marcia al comando della classifica insieme con il Palermo, a sua volta vittorioso per 2-0 sul campo del Roccella. Grazie alle reti di Bamba e da Cunei, il Troina supera senza problemi 2-0 la Palmese, primo successo seppur sofferto per il Marsala, che in piena zona Cesarini ha gelato 1-0 il Giuliano. Bombareggio del Marina di Ragusa 2-2 contro la corazzata Savoia, in gol per la squadra di Mister Utro il solito Mistretta e Manguso. Prima sconfitta stagionale per l'FC Messina, che in casa ha ceduto 1-2 al Corigliano, di male in peggio invece l'ACR Messina, che sul campo del San Tommaso ha perso 2-0 la sua terza partita consecutiva. Nel girone A di eccellenza sono stati tre i blitz esterni e li hanno centrati il Castellammare 2-1 contro la Parma, un Val, il Dattilo 1-0 sul Misilmere e la Cefaledium 2-1 ad Alcamo. Vittorie casalinghe del CUS Palermo a spese del San Ciro e Giorgio, del Geraci contro il Monreale, prossimo avversario dell'Acregas, della Pro Favara nel derby contro il Canicattì e infine quello dell'Agregas 3-1 al Mazzara. L'unico pareggio si è registrato tra Sporting Vallone e San Cataldese. Domenica funesta invece nella prima giornata di promozione Girone A. Eccezione fatta per l'Empedoclina, tutte le altre hanno perso. Ci riferiamo al Casteltermini piegato in casa dall'Albatros, dall'Unitas Sciacca battuto dalla Folgore e il Gattopardo sconfitto in casa dal Casteldaccia e il Camarat superato di misure all'Ascari.